Eccoci qua, amici della pesca e del mare. Siamo a dicembre, un mese difficile, giornate che si accorciano, temperature in picchiata, è sempre più freddo e generalmente il mare è completamente piatto. Che cosa fare? Ho visto e vedo tanti pescatori che tentano la fortuna, non c'è nessuna condizione particolare e si prova. Tante volte ho fatto anch'io così e ho provato in giornate dove non c'era assolutamente mare, acqua trasparente e nessun segnale o caratteristiche meteo che mi portassero a cercare un determinato pesce. Questo è un discorso un po' troppo magari tecnico per chi ha poco tempo e ha tanta voglia di pescare. Detto questo, o proviamo la fortuna o proviamo a ingegnarci e cercare i pesci che troviamo generalmente lungo le nostre coste in questo periodo. Mesi freddi generalmente vanno bene per cercare seppie, calamari, totani e quant'altro. Ma se cerchiamo i pesci in una situazione normalissima di dicembre, cioè mare calmo, acqua trasparente e freddo assurdo, che pesci possiamo cercare? Sicuramente i porti vengono in nostro aiuto. Tanta acqua, molto fondo, i predatori che iniziano a dare qualche numero perché vedono sempre calare il numero di pesci foraggio, ma nei porti generalmente trovano comunque sempre qualcosa da mangiare. Fate caso alle luci che trovate lungo i porti. Quelle luci lì sono molto importanti perché attraggono molto pesce foraggio e dove c'è pesce foraggio generalmente ci sono anche i predatori. Questa sera voglio portarvi con me alla ricerca di un predatore che ormai è diventato abituale. Sto parlando del pesce serra. Spesso sento parlare di periodi per pescare questo famelico predatore. Io posso dirvi con certezza che ormai è diventato un pesce abituale lungo le nostre coste, sto parlando della Liguria in particolare. Semplicemente, come tutti i predatori, si sposta dove trova cibo, quindi o alle facce dei fiumi, dei torrenti o all'interno dei porti. Questa sera voglio portarvi con me alla ricerca appunto di questo famelico predatore. Quindi oggi pomeriggio mi sono andato a fare il vivo e per chi cerca il vivo mi raccomando andate a vedere tutti i video del canale dedicati alla pesca e alla ricerca dei pesci esca, soprattutto con il pane. Con il pane abbiamo la possibilità di pescare un sacco di pesce, tra virgolette foraggio, la salpa, il cefalo e quant'altro, tutte esche ottime da innescare a teleferica nei porti. Parlo di teleferica e anche qua trovate sul canale tanti video che vi metterò di sotto nella descrizione di questo video, sia per preparare il pane che per preparare la teleferica, giusto per non farvi mancare niente. Teleferica, una tecnica molto interessante da utilizzare nei porti che hanno generalmente una postazione lineare dove pescare, tanto fondo davanti a noi e quindi di conseguenza possiamo creare una postazione di pesca perfetta per pescare a teleferica. Detto questo, non ci resta che vedere questa nuova avventura. Io vi ringrazio per continuare a seguire il canale, mi raccomando continuate a iscrivervi al canale, so che sono poco presente ultimamente ma ho tantissimi impegni a livello familiare di lavoro, continuate a iscrivervi al canale perché è gratuito. Detto questo, andiamo alla ricerca del famelico pesce serra. Eccoci qua.
quasi le 7, tutte e due le canne sotto, due ragazzi belli vispi, appena pescati oggi pomeriggio, temperatura in discesa, 8 gradi, in picchiata ripida questa sera. Fa veramente un freddo assurdo, mi sono vestito da neve, in questa sera di mare calmissimo non ci resta che cercare i predatori portuali con quello che abbiamo, cefali e salpe di grandi dimensioni più o meno medie, non grandi dimensioni. Però vediamo un po' cosa si riesce a fare. I ragazzi sotto sono belli agitati, vuol dire che c'è sotto qualcosa che li sta agitando per bene. Incrociamo le dita, ce la prendiamo tranquilla, la situazione è tranquillissima, c'è tanto fondo, si riesce a pescare tranquillamente a teleferica. Avete visto un piccolo dettaglio: quando avete delle esche un po' grandi, avete la possibilità di avere una pendenza a favore, magari aggiungete un piombino per velocizzare un attimo la discesa del pesce, anche perché se è di grandi dimensioni o di medie dimensioni farà abbastanza attrito, di conseguenza scenderà molto lentamente o rimarrà lì sotto. Con un piombino si fa un po' prima. Attenzione, durante la calata ci sono stati dei problemi tecnici. Tagliato esattamente il filo di titanio 15 libre. Ops. Eccoci qua, le campane delle 8, prima oretta andata, il primo ragazzo è stato sbranato. In realtà prima di lui c'è stato un falso allarme, è iniziato a allocciare tantissimo la canna, scusatemi il termine genovese, ho ferrato dopo un po', ma niente di fatto, si vede che era veramente disturbato alla massima potenza, e questo è un grandissimo errore. Quando si pesca col vivo, mi raccomando, non abbiate fretta, assolutamente non abbiate fretta. Calata, ho ributtato in mare due cefalivali vispi, la seconda calata immediatamente è stata aggredita, abbiamo visto che non è bastato il filo di titanio per questi predatori famelici che hanno tagliato di netto il 15 libre. Detto questo, adesso si riparte con un altro cefaletto che è bello agitato, perché si vede che in quel punto lì adesso c'è qualcosa che sta girando. E non pensate che il serra siano come i branzini che se gli rimane qualcosa in bocca scappano. I serra continuano a rimanere in caccia, se ne fregano assolutamente di avere ami in bocca. Più di una volta mi è capitato di prendere serra, catturare serra con ami, cavetti d'acciaio e quant'altro in gola, quindi stiamo parlando di un predatore che non va per il sottile. Ci rimettiamo in attesa. Eccoci qua, terzo check, sono quasi le 9, i cefali stavano bene, di conseguenza li ho ributtati in mare, visto che sto pescando a teleferica. Detto questo, la temperatura è scesa veramente di brutta maniera, fa un freddo cane. Speriamo che si attivi qualcosa giusto per attivare anche noi stessi, perché fa veramente, ma veramente freddo in questo momento. I cefali stanno bene. Ho provato dei lanci un po' più lunghi, perché un po' è come quando si pesca a fondo normalmente, cioè per la fine abbiamo tanta acqua davanti, pescando a teleferica giustamente va in battuta. Se avete visto i video tutorial su come si costruisce la teleferica, praticamente poi vicino al piombo poi facciamo partire uno stop dove poi va in battuta il nostro filo. Generalmente io adesso sono anche su un fondale misto, di conseguenza lo tengo bello alto, in caso dovesse arrivare in battuta non va a toccare il fondo, di conseguenza non attiva gronghi e murene, anche se vi dico la sincera verità, i gronghi e le murene quando vogliono attivarsi non hanno nessun problema ad alzarsi dal fondo. Detto questo, ho provato dei lanci un po' più lunghi per fare un percorso un po' più lungo alle miesche. Vediamo un po' come va. Nelle situazioni portuali come questa, i pesci tendono, soprattutto di notte, soprattutto d'inverno, ad avvicinarsi a riva, ma per un semplice motivo. Tanti porti hanno le luci attirano sugarelli e quant'altro, occhiatine, e giustamente i predatori si attivano dove trovano il pesce foraggio.
è tutta una catena alimentare molto basilare. Spesso vedo ragionamenti contorti sulla predazione o quant'altro. Cercate sempre di cercare i vostri predatori dove loro possono trovare del cibo, che sia un branzino, che sia un pesce serra, che sia qualsiasi pesce. I predatori si attivano vicino alle zone dove trovano da mangiare. Molto semplice. Ai 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 ai. Cacciata in faccia. Ai 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 ai. Bello che ho tolto 3 ami perché mi sembrava che non mangiassero. Ne metti 2. Ti torna questo. Ok, sono quasi le 11. Freddo fotonico. Si stanno divertendo questa sera. Spero che a divertirci alla fine saremo noi. Stanno andando a momenti alterni, un'oretta di pace, poi improvvisamente putiferio. 2 canne, una di seguito all'altra. Una cosa incredibile, anche perché stiamo pescando col vivo, non sicuramente con i vermi o quant'altro, quindi vedere attaccare dei cefali anche di queste dimensioni è comunque bello a livello sportivo come pescatore. Ultimo giro, adesso mi è rimasta una salpa e un cefalo. Vediamo un po' di portare a casa il risultato. Eccoci qua, e anche questa avventura glaciale giunge al termine. Abbiamo visto che anche in queste serate di mare calmo, piattume, freddo assoluto, qualcosa di bello si può fare, qualcosa di piacevole, qualcosa tutto sommato semplice, perché nelle zone portuali è tutto più semplice. Ovvio, bisogna resistere al freddo. Una pescata a parametro zero praticamente, perché le esche me le sono fatte io oggi, quindi non ho speso assolutamente niente se non le mie energie, la mia voglia di fare e la mia voglia di crederci. Continuate a seguire le avventure di Ligurian Fishing Adventure, continuate a iscrivervi al canale perché è gratuito. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima avventura.